uno spettacolo straordinario. Facciamo i complimenti. Grazie. Caspita, hai fatto... Quanti personaggi fai? Beh, non li ho mai contati, ma credo che siano più di 40, credo, una quarantina sicuramente. Poi nello spettacolo ci sono personaggi che arrivano, personaggi che se ne vanno, diciamo che sono sempre in buona compagnia. C'è qualcuno che preferisci? Beh, sono personaggi che faccio da quando ero bambino, come ad esempio, non lo so, Renato Pozzetto. E questo lo fai bene, questo è sì, straordinario. Questo qui, insomma, è proprio il mio personaggio. Oppure uno degli ultimi, che ci ho messo quasi 6 mesi per impararlo, che è Gerry Scotti, perché sono l'unico in Italia a farlo. Lo accendiamo? Lo accendiamo. Allora, quando imiti un personaggio, come fai a entrarci dentro? Perché tu poi ti trasformi. Quando fai un Renzi che solo con la mimica diventa straordinario. Ecco, per esempio. Credo sia un dono di natura, sicuramente è un dono di natura, e poi c'è l'esperienza, perché comunque insomma ho circa 35 anni ormai di carriera, ho fatto veramente tantissimi live in giro per l'Italia e anche ogni tanto un po' di televisione, quindi diciamo che il lavorare tanto ti aiuta soprattutto a migliorarti, e poi soprattutto facendo radio, faccio radio DJ tutti i giorni a Ciao Belli, è una palestra, perché lì tutti i giorni mi devo misurare con la quotidianità, con le notizie, e quindi imito tutti i personaggi, anche i giornalisti ad esempio, no? Anche Massimo Giletti e anche i politici. Ti ringraziamo, è stata stupenda, noi consigliamo chi dovesse vedere il tuo spettacolo Nei loro panni, in qualche locandina, andatela a vedere, perché è stato veramente uno spettacolo bello. Semplicemente bello. E io ringrazio veramente tutti voi, la Voce di Rovigo, e mi raccomando, seguitemi sui social, su Instagram e su Facebook. Grazie di cuore. Un bacio da Claudio Laurenti. Grazie a te.